Quindi quando sto bene io, stanno bene anche le persone intorno a me. Il puntare il dito fuori quando una cosa non va bene è un po' come dare la colpa, un po' come cercare alibi, un po' come cercare scuse. Il primo lavoro che dobbiamo fare per far star bene le altre persone è un lavoro su noi stessi. Quindi tutta l'energia che circola a partire da noi e che ci torna indietro è comunque generata da quello che abbiamo dentro. Nel momento in cui non stiamo bene noi, non stanno bene neanche le persone intorno a noi. Quando i risultati che ci tornano indietro non ci piacciono, la prima domanda da farsi è: cosa sto facendo per migliorare i risultati che mi arrivano? Le relazioni sono un potente veicolo per soddisfare i nostri bisogni. Riuscite a leggere laggiù in fondo? Un po' difficile? No. Le relazioni sono un potente veicolo per soddisfare i nostri bisogni di sicurezza, il nostro bisogno di crescita, il nostro bisogno di condivisione, il nostro bisogno di importanza, il nostro bisogno di amore. Purtroppo la rivoluzione tecnologica, come anche ieri è stato fatto un accenno, ha azzerato le distanze, però le ha aumentate da un punto di vista delle relazioni emotive. Che cosa sta succedendo in questi ultimi anni, diciamo? Per comunicare tra di noi usiamo quasi solo, esclusivamente le chat, WhatsApp, adesso i gruppi di WhatsApp stanno dilagando, le mail e tutte le cose che in questo momento creano proprio distanza da un punto di vista emotivo e quindi hanno allontanato la parte relazionale di noi stessi. Ecco, un grande impegno proprio per migliorare il nostro futuro è ritornare un po' indietro su questa cosa qua. Quindi ritrovare la gioia del contatto, ritrovare la gioia della stretta di mano, ritrovare proprio la gioia di conversare, parlare, discutere, dialogare, confrontarsi, trovare soluzioni insieme con le persone. Spesso e volentieri anche all'interno delle famiglie, insomma, anche tra fratelli, da una stanza all'altra, anziché dialogare, ci si manda messaggi per dire la pasta è pronta, oppure dove andiamo oggi pomeriggio, in macchina addirittura si conversa via chat tra quello del sedile davanti e quello del sedile dietro. Siamo arrivati a una condizione quasi paradossale di questo. La tecnologia va bene perché è un cambiamento che ci ha portato grandissimi vantaggi, è un cambiamento che va usato e non abusato, perché poi piano piano arriviamo a cose di questo tipo. Non so se qualcuno riconosce questa scena. Aiuto magari laggiù in fondo in un tavolo di 8 amici dove tutti quanti hanno il telefonino in mano. Si corre il rischio di trascorrere una serata in cui passa pochissimo a livello emotivo. Oppure finché parliamo con un'altra persona che ci dice sì parla pure, sì, intanto ti ascolto. Un po' difficile fare tutte e due le cose insieme e riuscire a farle bene come si deve. È chiaro che tutto questo ci ha tolto la parte in cui il cuore si scalda, in cui l'energia che passa tra di noi viene interrotta proprio in maniera quasi paradossale e non ci aiutano neanche. Sto facendo una panoramica di carattere generale prima di entrare un po' nel cuore della mattinata. Ovvio che non ci aiutano neanche i media, l'informazione che ci sta arrivando da parte dei giornali, delle radio. Proviamo a pensare un attimino, sfogliando un giornale da 0 a 10, quante sono le cattive notizie? 11, qualcuno dice. Ok. Ascoltando un telegiornale, anche lì se lo ascoltiamo con attenzione, senza andare proprio nel merito dei fatti che ci vengono narrati e raccontati, anche lì c'è un assorbimento negativo, di energia negativa, che è da 0 a 10, anche lì 11 direi, no? Ecco, una delle cose essenziali
sulla quale riflettere sarebbe proprio quella di evitare di alzarsi con il TG e di addormentarsi con il TG, magari non so, una buona musica piuttosto che anche un azzeramento dei pensieri potrebbe anche fare bene. Quindi cominciamo a scegliere l'informazione e non essere scelti dall'informazione, perché scegliendo l'informazione abbiamo la possibilità di sapere e capire tutto ciò che capita attorno a noi e nel mondo. Quando siamo scelti dall'informazione siamo come un vaso aperto e tutto quello che arriva dentro, se non riusciamo a filtrarlo, produce anche inquinamento da un punto di vista emotivo, perché poi l'energia scorre sempre dove va il pensiero, nel senso che se io vi dicessi in questo istante di pensare alla pianta dei vostri piedi, per esempio, riuscite a percepirla? Okay. Se vi dico di pensare alla vostra fronte, riuscite a percepirla? Chiaramente sì. È chiaro che siete arrivati qua dentro sia con la pianta dei vostri piedi che con la vostra fronte, però nel momento in cui abbiamo posto l'attenzione in due punti del nostro corpo, l'energia è andata lì. Provate a pensare al momento in cui pensiamo magari di stare male, oppure pensiamo di non potercela fare, oppure pensiamo che sono le altre persone che devono cambiare, che tipo di energia scorre dentro di noi e quindi poi la portiamo naturalmente anche fuori. E nel momento in cui la nostra energia che scorre è un'energia che non è ok, la nostra linea di pensiero si associa a quell'energia che non è ok e quindi le nostre parole killer diventano è impossibile, non c'è speranza, ormai non ci riesco, ma dai, proprio io non sono capace, eccetera eccetera. E mi piace ripescare anche una parte dell'intervento di ieri sera, non so se qualcuno si ricorda, quando in un passo è stato detto ci benediciamo o ci malediciamo, è messa un po' cercando nella struttura della parola, e maledirci e benedirci è un po' una riflessione che dobbiamo iniziare a fare proprio a 360 gradi. Le parole benedette vuol dire che le parole che ci diciamo bene dentro di noi devono andare in battaglia proprio con le parole maledette, in modo tale da creare proprio quell'energia e quella voce interna dove l'angioletto batte, il diavoletto 10-0, in modo che se vogliamo raccogliere un fiore dall'esterno dobbiamo dare un fiore dall'interno, ma se non siamo riusciti a coltivare il nostro giardino in modo tale che possa dare fiori, veramente rischiamo di non riuscire poi a dare un qualcosa di nostro e di prezioso alle altre persone e anche a pretendere poi di riceverlo indietro. Quindi non permettiamo ai pensieri di rovinare la nostra vita, anche perché i pensieri producono degli stati d'animo e questi stati d'animo orientano a delle decisioni, le quali decisioni danno luogo a dei comportamenti che si sviluppano in azioni e determinano poi dei risultati. Nel momento in cui non ci piace il risultato di quello che stiamo buttando fuori da noi, bisogna cambiare proprio il nostro linguaggio interno. E il linguaggio non si intende solo i pensieri, ma anche proprio un po' come ci muoviamo con il nostro corpo, qual è la nostra fisiologia, quali sono le nostre credenze, quali sono le nostre convinzioni. Nelle relazioni, e quindi entriamo un po' nel merito della mattinata di oggi, dicevamo che l'ascolto è il presupposto essenziale. Se dentro di noi percepiamo che l'ascolto non è bene allenato, dobbiamo proprio iniziare fin da subito a creare i presupposti per ascoltare non soltanto le altre persone, ma ascoltare un po' tutto quello che ci sta intorno. Apro una parentesi, si diceva che dedicheremo un quarto d'ora, mi sembra, Vania, poi alla domanda, ok.
quindi dobbiamo chiudere per le 11, pertanto dedicheremo un quarto d'ora poi anche a un dibattito. Vorrei chiedere anche un'altra cosa, siccome poi forse faremo anche un esercizio andando avanti, avete il quadernino degli appunti, quello che vi è stato dato ieri, okay? Quindi magari poi riusciremo anche a sfruttarlo. Nell'antichità spiccava ovviamente l'eccellenza di chi sapeva comunicare e persuadere, e queste persone diventavano dei leader le cui caratteristiche dovremmo averle ognuno di noi. Chiaramente nel ruolo in cui siete un po' a riflettere, queste caratteristiche, se non sono ben allenate e ben oliate, bisogna iniziare a fare un primo passo verso un lungo cammino. Quindi sapere per formare e informare, saper essere per essere esempio e guida, saper fare per saper insegnare, saper far fare per rendere le persone autonome. Nel mio ruolo anche di allenatore a tanti anni, ho fatto quasi 20 anni anche all'interno della Vicenza Calcio, mi sono reso conto nel tempo e anche affrontando la comunicazione che il rapporto tra allenatore e atleta viaggia, si basa sulla comunicazione. La comunicazione diventa importante proprio anche per il miglioramento della performance sportiva, e ispirare è diverso di allenare. Ispirare è un po' riuscire a individuare le risorse che ci sono all'interno delle persone in modo tale che le persone possano metterle poi a frutto. Siete d'accordo su questa affermazione? Per chi non la legge, sono io il responsabile della mia comunicazione. Chi è d'accordo? Non tutti forse, ok? Quindi qualcuno alza la mano proprio per... Sì, sono io il responsabile della mia comunicazione, in tutti i sensi, sia la comunicazione con me stesso, sia la comunicazione con le altre persone, perché è facile dire sono gli altri che non mi capiscono, è un po' quella frase fatta, no? In realtà quando gli altri non capiscono, il passaggio è proprio quello di ok, non mi capiscono e quindi devo cercare di capire perché non mi capiscono. La rimodulazione o la ristrutturazione della comunicazione deve essere fatta in quello che io dico, non tanto in quello che è stato capito o compreso, perché nella comunicazione conta il risultato. Se il risultato che mi torna indietro non è allineato con quello che volevo dare o dire, bisogna cambiare qualcosa da noi, cioè deve cambiare il punto di partenza. Nelle relazioni spesso e volentieri ma non hanno capito, ma gliel'ho spiegato bene, ma nonostante gli abbia detto 100 volte, questa cosa qua non arriva, ok? Quindi bisogna iniziare a dire, se sono io che non mi spiego, probabilmente dall'altra parte non si riesce a capire. Come faccio a sapere? Facendo domande. Io dico pesca in questo momento. Di sicuro la nostra mente ha generato un pensiero. Dalla parola pesca, quanti hanno pensato al frutto? Ok. Quanti hanno pensato alla pesca? A parte che siamo anche in un posto in cui il pensiero della pesca ci viene anche abbastanza facile. Poi, mentre per gli uomini i colori sono 7 dell'arcobaleno e non ce li ricordiamo neanche probabilmente tutti, no, mettendoli tutti insieme, per le donne pesca che cos'è? Un colore? No? Quindi pesca anche per chi gioca a briscola è pesca. Poi qualcun altro ha pensato qualcosa di diverso sulla parola pesca? La sagra è la pesca di beneficenza, ok? Quindi
abbiamo generato praticamente 5 o 6 pensieri attorno ad una parola. Che cosa significa? Significa che qualcuno ha torto o qualcuno ha ragione? Tutti hanno torto o tutti hanno ragione. Se io pensavo al frutto, tutte le persone che hanno pensato al frutto sono allineate con il mio pensiero, ma fin tanto che non ho fatto la sperimentazione e la prova, non ho avuto il riscontro di quante persone stavano pensando la stessa cosa che pensavo io e quante persone stavano pensando la cosa diversa. Quindi la domanda a questo punto è diventata essenziale per riuscire a capire se la mia comunicazione arrivava a buon fine oppure se in qualche maniera avrei dovuto affinarla o raffinarla. Volevo parlare del frutto, allora il frutto della pesca evidentemente poi andava ad originare il ragionamento. Qualcuno ha sentito parlare, probabilmente, chi conosce la programmazione neurolinguistica o ha sentito parlare un po' di programmazione neurolinguistica? Insomma, c'è qualcuno che... C'è qualcuno? Chi proprio pensa che stia arrivando da Marte questa cosa? Benissimo, ok. Metà e metà. Diciamo che si fonda molto proprio sull'impatto che ha il linguaggio con il nostro cervello. E giusto per dare anche una parte proprio minima di teoria per chi non conosce questa cosa, sappiamo che il nostro linguaggio passa attraverso 3 canali, quindi in emissione il nostro linguaggio è un linguaggio verbale, non verbale e paraverbale. Cosa vuol dire? Il linguaggio verbale sono le parole, il linguaggio paraverbale sono i toni, i ritmi, le cadenze, le pause, la velocità. Il linguaggio non verbale invece è tutta la parte della gestualità, dell'occupazione dello spazio, dei movimenti, eccetera. Secondo voi, domanda proprio diretta, quale conta di più? Non verbale? Verbale? Spariamo delle percentuali, spariamo anche, sono sostenute da base scientifica. Pensate che il linguaggio verbale, quindi parole in generale, conta il 7% della comunicazione. Uno dice, vabbè, ok, allora da che parte dobbiamo girarla questa cosa? Il linguaggio non verbale, quindi tutta la parte della gestualità, come ci muoviamo e come ci esprimiamo con le espressioni del viso, le posture, eccetera, conta il 55% della comunicazione. Mentre la parte paraverbale, toni, volumi, basso la voce, alzo la voce, conta il 38% della comunicazione. Cosa significa? Significa che il 93% della comunicazione è fatta da tutto ciò che non sono le parole. Quindi una volta che siamo riusciti a comprendere anche questa cosa qua, sappiamo che a volte un'espressione del viso che parla molto di più di una parola può avere un effetto che è completamente diverso da quello che stiamo dicendo, nel senso che se io in questo momento qua mi rivolgo a come ti chiami? Erika, e dico Erika, mi sta veramente piacendo quello che stai facendo, perché è una cosa che proprio fa parte del tuo essere, e quindi è chiaro, è naturale che la mia espressione in questo momento qua tradisce quello che effettivamente sto dicendo. Questo in uscita, mentre in ingresso dobbiamo essere proprio attenti, specialmente quando ci relazioniamo con le persone, che le persone hanno dei canali di ingresso che sono diversi tra di loro, oppure qualcuno è più prevalente rispetto a qualcun altro. Visivo, uditivo e cinestesico sono le tre parole chiave. Visivo, le persone acquisiscono le informazioni attraverso il canale visivo, quindi attraverso le immagini, attraverso gli occhi, attraverso tutto ciò che vedono.
Poi ci sono gruppi di persone che acquisiscono le informazioni dal canale uditivo, quindi quello che sentono. Altre persone che acquisiscono le informazioni attraverso il canale cosiddetto cinestesico, che comprende gusto, tatto e olfatto, quindi attraverso le sensazioni. Spesso quando affronto questa tematica mi viene in mente quando durante una relazione si pensa che un'altra persona non ci stia ascoltando perché non ci sta guardando negli occhi. Quante volte capita che tu stai parlando e l'altra persona magari non ti guarda negli occhi, oppure comunque abbassa lo sguardo. Generalmente il pensiero che si fa in origine è insomma, non mi sta guardando negli occhi, quindi probabilmente non gli interessa quello che sto dicendo, oppure boh. E invece quando sono stati approfonditi questi argomenti è stato proprio dato quella spiegazione in cui si dice: se la persona non ti guarda negli occhi, con ogni probabilità starà acquisendo la tua informazione secondo la sua modalità, quindi una modalità diversa. Avete mai notato quando parlate sono persone che si mettono leggermente di traverso, okay? Perché hanno bisogno che l'informazione gli arrivi al canale uditivo, oppure quelle persone che finché parlate abbassano leggermente gli occhi perché hanno bisogno di sentire le sensazioni all'interno del proprio corpo, perché è quello il loro principale canale di acquisizione dell'informazione. Quindi magari, non so, uno spunto di riflessione nel momento in cui dite: ma non mi ha mai guardato negli occhi, quindi probabilmente non mi ha mai ascoltato. La domanda è: qual è il tuo canale preferenziale? Cioè, preferisci che una cosa te la spieghi, preferisci che una cosa te la faccia vedere, o preferisci provarla? Quando mi trovo a parlare con gli allenatori e quindi gli istruttori sportivi, una delle cose essenziali sulla quale mi soffermo è: quando spieghi una cosa, falla vedere, falla provare e spiegagliela proprio, fagliela ascoltare attraverso il canale uditivo, perché è possibile che quando tu pensi che non sia stata capita quella cosa perché gliel'hai spiegata 1000 volte, quella persona magari avrebbe avuto bisogno di vederla o di provarla su se stesso. Quindi attenzione, anche poniamo proprio una riflessione anche su questo. Quindi test di qualità delle relazioni, vediamo se riusciamo a farlo insieme. Che cosa rafforza una relazione? Forza. Che cosa tende a rafforzare una relazione? Dialogo? Esperienze vissute? Prego? Alza la voce? Fatica. Ok. Cioè, si fa fatica a rafforzare una relazione o è la fatica? Ok, perfetto. Sentivo parlare ieri sono stati elencati 3 elementi tra i quali uno era la fatica. Quando si parlava quando è stata fatta ieri sera la distinzione degli amici, no? Gli amici su Facebook, che si esulta al raggiungimento del 1000° amico su Facebook, e dopo, quando andiamo a passare realmente la lista degli amici su Facebook, probabilmente non c'è nessuno che realmente condivide quelle sensazioni per le quali l'amico è amico. Che cosa aiuta a creare amicizia? Sempre la fatica. La fatica è proprio il must. La fatica è proprio la condivisione dei valori. Okay. A proposito dei valori, mi si apre un file in questo momento sui valori. Avete mai provato a pensare a quali sono i vostri valori guida? Quindi che cosa vi fa fare le cose? Quando avete un obiettivo da raggiungere,
Qual è il valore che vi guida? Qual è lo scopo per il quale fate quella cosa lì? Valori che ha in testa, il valore in testa della propria graduatoria di valori, il valore della salute, per esempio. Pochi, perché... Bene, a quei pochi dico, se abbiamo in testa il valore in graduatoria, quindi abbiamo proposto il valore della salute, la domanda è: che cosa stiamo facendo perché il valore salute sia il nostro valore per eccellenza? Cosa stiamo facendo tutti i giorni affinché il valore salute sia onorato nel migliore dei modi? Chi ha in testa valore libertà, per esempio? Qualcun altro, sì? Ok. Che cosa stiamo facendo tutti i giorni affinché il nostro valore libertà sia onorato? Ecco, dovremmo iniziare veramente a pensare, dopo c'è una slide che ne elenca alcuni, di riuscire a mettere un po' alla volta in graduatoria questi nostri valori, perché sono quelli che ci conducono e ci portano verso i nostri obiettivi. E quindi che cosa aiuta a creare amore in una relazione? Oppure che cosa crea passione in una relazione? Che cosa danneggia una relazione? E che cosa crea conflitto in una relazione? Vi lascio questa slide per 4 o 5 minuti e vediamo se insieme con il vostro compagno di sedia riusciamo a dare le prime risposte. Vediamo di riuscire a condividere con il nostro compagno di sedia questa slide in maniera tale da iniziare a fare le prime riflessioni. Quindi 3 o 4 minuti per scrivere qualcosa. Poi riprendiamo. Torniamo qui a noi. Ci vorrebbero delle ore, vorrebbero dei gruppi di lavoro proprio, però vi chiedo di tornare con l'attenzione qui. Vediamo se ce la facciamo. Sì. Mani alzate per domande. Per il silenzio. Ah, ok, è il vostro segnale questo, fantastico. Quindi, si finisce mai di imparare. Quindi quando si alza il dito così, fantastico. Devo farlo anche con i ragazzi della mia scuola calcio. Quando 300 ragazzini impazziti girano per il campo, in questo stile. Ecco, vedete, la mappa del mondo di ognuno è diversa, ovvio, è chiaro. Quando c'è una regola e qualcosa di condiviso,
dove la comunicazione circola non soltanto sul piano verbale, perché questo qua è un segnale non verbale, ok? La mia interpretazione sulla mia realtà, sulla mia mappa del mondo è: chi alza la mano deve fare una domanda. Quindi la domanda è: che cosa stai facendo? Non è cosa volevi dire? Perfetto. Ecco, una piccola cosa proprio per, se non capiamo qualcosa, chiediamo, che evitiamo di interpretare le cose in maniera diversa o dissociata. Ovvio che un esercizio di questo genere occuperebbe una mattinata e forse neanche basterebbe, soltanto per elencare le criticità oppure i punti di forza di una relazione. Un'altra mattinata, un'altra giornata per andarli ad analizzare e andarli a vedere. Ovvio che il tempo che abbiamo ci consente e ci permette di fare solo delle riflessioni di base, però qualcosa è saltato fuori di sicuro. Provate a guardare questa slide e cosa vi suggerisce. È un po', usare un termine inquietante forse è eccessivo. Quante volte ci capita in una relazione di rimanere lì, fermi, sulla nostra idea? È un 6, è un 9 dall'altra parte. Come si fa a trovare una via in comune? Cambiare il punto di vista. Quanto è facile cambiare il punto di vista? Quanto diventa critica una relazione fino al momento in cui non cambio il punto di vista? Dopo diventa una relazione vincente e perdente, no? Nel senso che o accetto di accettare il punto di vista, oppure in qualche modo combatto per far valere il mio punto di vista. In una relazione conta di più chi ha torto o chi ha ragione, o l'obiettivo che vogliamo raggiungere? La ragione non crea relazione. Il torto, che è l'inverso della ragione, non crea relazione. La condivisione dell'obiettivo crea relazione. Quindi chi ha torto o chi ha ragione è una discussione sterile e praticamente inutile. Nel momento in cui stiamo facendo un braccio di ferro su chi ha torto o chi ha ragione, dobbiamo renderci conto se quel braccio di ferro lì ci sta portando via l'energia che invece ci serve per mettere insieme un dialogo o per mettere insieme i punti di vista e riuscire a capire dove vogliamo andare. Quante relazioni anche affettive si inchiodano su chi ha torto o chi ha ragione. Il fatto a volte di avere ragione, oppure il fatto di aver torto, che miseria. Perché dopo tutto questo, piano piano, va a generare un pensiero che diventa un pensiero killer. Perché è molto diffusa l'idea di, quando qualcuno sa fare qualcosa meglio di un altro, di sentire una sorta di sconfitta inconscia. In realtà, se ci pensiamo bene e andiamo oltre a questa riflessione, coltivare l'ammirazione per le persone che sanno fare le cose bene è un qualcosa che poi ci torna indietro in maniera utile, energetica e positiva. Coltivare il sentimento dell'invidia, passatemi il termine che è un po' grosso, ci impedisce di crescere. Perché ci impedisce di crescere? Perché nel momento in cui facciamo scattare questo sentimento dell'invidia verso le persone che sanno fare le cose magari meglio di noi, oppure ci sono arrivati per primi, perdiamo di vista il come hanno fatto a farlo. Se una persona sa fare una cosa meglio di me e quella cosa mi serve per crescere, l'atto di dire scusa, come fai a farlo? Intanto è una gratificazione per la persona che comunque ha fatto qualcosa che si ritiene possa essere utile anche per le altre persone.
in più mi dà la possibilità di crescere. Quindi coltivare l'ammirazione nei confronti delle persone e soprattutto nelle relazioni, quindi anche gratificare le persone che fanno le cose bene e non farlo proprio passare inosservato, è una cultura che andrebbe allenata, perché poi dentro la nostra testa iniziamo proprio a seminare l'idea del guardare le cose che funzionano anziché guardare le cose che non funzionano. Sempre quando mi trovo a parlare in conferenze con istruttori, anche nel caso vostro, nella vostra attività, continuare a segnalare le mancanze delle persone non si fa altro che generare nelle persone l'idea di non sapere fare le cose. Siete d'accordo su questo? Non lo so spiegare sinceramente, però è un risultato che mi torna spessissimo questo. Continuo ad allenare i punti deboli e quindi si genera nell'atleta o nelle persone l'idea di non saper fare le cose. Se cambio lo schema di pensiero ed inizio ad allenare o andare a pescare le risorse, diciamo in un rapporto 7-3, nel senso che segnalo i punti di forza, alleno i talenti, continuo a dare rinforzi positivi, si genera la fiducia in se stessi. Ecco che le persone nel momento in cui si sentono importanti e gratificate sono anche disponibili poi a lavorare sui loro punti deboli. In una relazione, quando continuano o continuiamo a segnalare le cose che non vanno, sì, ok, si aprono le aree critiche, però continuare ad aprire le aree critiche di una relazione di sicuro indebolisce e rallenta lo sviluppo di quella relazione. Iniziare ad individuare i punti di forza, le cose che funzionano, creano proprio un processo virtuoso della relazione. Ci siete? Come dicevamo prima, ogni persona ha un proprio modello del mondo. Per modello del mondo si intende tutto ciò in cui crede. Come derivano le credenze? Ieri si parlava di credenza. Non so se la dottoressa Mela, mi sembra, no? Dottoressa, ha parlato lei di credenze. Mi veniva un po' in mente questa cosa, le convinzioni e le credenze, che fanno parte un po' del nostro bagaglio culturale. Ma io chi sono? Sono quello che sono in base alle esperienze che ho vissuto, ai modelli educativi. Modelli educativi, vi sentite un modello educativo? Chi si sente un modello educativo? E quelli che non alzano la mano? Ma sapete che responsabilità avete come modello educativo? È enorme. Pensate, ripercorriamo un po' indietro la nostra storia. Pensate a quali sono stati i nostri modelli educativi quando siamo cresciuti. Sicuramente la famiglia in qualche maniera è stata un modello educativo, quindi le convinzioni e le credenze della nostra famiglia sono state sicuramente il primo là verso il mondo. Ma poi maestri di scuola, maestri di asilo, capi scout, allenatori, insegnanti. Pensate a quanti modelli educativi, la parrocchia ovviamente, quando magari si frequentava anche di più ai miei tempi, che sono uno abbastanza avanti con gli ANTA, gli oratori erano un po' quello che adesso sono i videogiochi, no? Si andava all'oratorio per giocare a calcio a badilla, a calcetto, a pallacanestro, a calcio, adesso magari si gioca con il videogioco. Però lì c'era, non so, il parroco oppure
il cosiddetto prete della parrocchia, che rappresentava poi il nostro modello educativo, che ci insegnava in qualche maniera l'educazione, no? L'educazione. E quindi la responsabilità di un modello educativo diventa fondamentale. E qui vorrei aprire proprio una parentesi. Se siamo modelli educativi e ci sentiamo la responsabilità di essere modelli educativi, non soltanto nella relazione con i ragazzi, ma anche nella relazione che abbiamo alla pari, quanto mettiamo di energia positiva o di contributo alla crescita delle altre persone? Quanto siamo attivi, proattivi, positivi, illuminati, passionali, entusiasti, determinati? Quanto lo siamo? Tanto, mi auguro, bisogna. Il devo dell'ultima frase della dottoressa di ieri, cioè devo, se sono modello educativo devo essere, non solo voglio essere, ma devo anche essere consapevole e responsabile dell'acqua che sto versando nelle bottiglie vergini. Ci siamo sulla metafora? Perché poi quella è un'acqua che per qualcuno affiora, magari nei momenti di difficoltà, magari nei momenti in cui deve compiere un passo importante a raggiungere un obiettivo. Se ho seminato determinazione, entusiasmo, voglia di fare, capacità di farcela, risorse, superare le difficoltà, fatica, ho sentito, no? Fatica è la base anche dello sport, senza fatica non si arriva da nessuna parte, nulla è facile. Quindi ecco, uno spunto di riflessione anche sul cosa stiamo seminando, e se ci sta tornando indietro qualcosa che non ci piace, non è il mondo che ci sta restituendo qualcosa di diverso, ma è sicuramente il frutto della nostra semina. E quindi se in una relazione non mi chiedono mai l'opinione, oppure quello che dico non è mai ascoltato, e una domanda ogni tanto dovrei farmela, che se quando parlo voglio avere sempre ragione, se quando c'è da fare qualcosa impongo sempre e solo la mia idea, è facile che poi ad un certo punto in una relazione, soprattutto alla pari, dove non c'è distinzione di ruoli, perché se c'è la distinzione di ruoli uno dice vabbè, il capo ha detto e si fa, ma quando non c'è distinzione di ruoli e quando comunque la relazione è una relazione orizzontale e quindi alla pari, dove il mio contributo è tale e quale il contributo delle altre persone, e se vedo e mi rendo conto che invece non riesco a portare qualcosa di mio, devo iniziare da me stesso a capire il motivo per cui all'interno di quella relazione per me ci sono delle aree critiche. E quello che siamo, lo siamo anche sulla base di da dove arriviamo, no? Quando ci dicono ti sei tutto tuo papà, no? Oppure continui a comportarti come si comporta la persona che ti ha generato, e magari a volte, no, nei comportamenti negativi uno dice no, caspita, io non sono, e invece in realtà ci portiamo dietro anche quello da cui arriviamo, perché è chiaro che la congiunzione di due persone ha creato noi come persone, quindi è ovvio e naturale che una parte di quello che c'è stato, da dove siamo arrivati, ce la portiamo in dote, e non soltanto i nostri genitori sono figli dei nostri nonni, i nostri nonni sono figli dei nostri bisnonni, quindi per non parlare poi della cultura e dei contesti in cui viviamo. È chiaro che poi l'interpretazione della realtà è sempre sulla base di quelle che sono le nostre convinzioni, le nostre credenze, i nostri valori e anche i nostri bisogni. Quindi, per cambiare, o nel momento in cui non ci piace come siamo,
oppure per migliorare la nostra esistenza e aggiungere valore, dobbiamo uscire da quella che è la cosiddetta zona di comfort, che è la zona di comfort è soprattutto una zona di comfort mentale a volte, una zona di comfort in cui ci aspettiamo sempre che siano gli altri a fare qualcosa, e quindi la zona di comfort è quella che ci induce a vivere di aspettative e non di obiettivi. Che significa? Se vivo di aspettative, mi aspetto sempre che siano gli altri a fare qualcosa. Se vivo di obiettivi, vado verso quel qualcosa. E sono due condizioni completamente diverse di atteggiamento mentale. Se mi aspetto la mia felicità dipenderà da quello che fanno le altre persone. Se vado verso, la mia felicità dipende da quello che faccio io. Per andare verso bisogna uscire da quella cosiddetta zona di comfort, quindi bisogna iniziare ad innescare dentro di noi un processo continuo e costante di cambiamento. È facile cambiare? Chi pensa che sia facile cambiare? Quasi nessuno. Chi pensa ovviamente di conseguenza sia difficile cambiare? Ok? Per innescare un cambiamento bisogna mettere in dubbio probabilmente ciò che per noi è diventata una certezza. Provate a fare questo. Ok, sciogliete le mani e fatelo col pollice, l'altro pollice sopra, al contrario praticamente. È già qui, ed è un gesto meccanico, pensateci. Sciogliete e fatelo in un modo e nell'altro, in un modo e nell'altro, in un modo e nell'altro, in un modo e nell'altro. Dedichiamo proprio 20 secondi a farlo in un modo e nell'altro. Piano pianino, siccome è un gesto tecnico, no, diventa naturale, ok? È un po' come usare la parte destra e la parte sinistra del nostro cervello, mettere insieme la parte razionale e la parte emotiva e allineare testa, mente e spirito verso i nostri obiettivi. Adesso ve ne faccio fare un altro che è leggermente più complicato. Mettete le braccia con sé. Quello che ci facevano fare a scuola, no? Bene, tenete le braccia conserte per qualche secondo, che è il vostro gesto più o meno naturale quando vi mettete con le braccia conserte, ok? Sciogliete e fatelo al contrario. È facile? Non è facile. Non è facile, e stiamo parlando di un gesto che per noi è diventato abitudinario. Fantastico, fa star zitta il padrocino per sollevare un secondo. Non era mai successo. Facciamoci un applauso per avermi insegnato. Bene, recuperiamo anche un po' di energia. Quindi, tornando al ragionamento del facile o il difficile, questo gesto, che è un gesto meccanico, all'inizio, le nostre abitudini ci portano a fare le cose che abbiamo sempre fatto. Il cambiamento invece ci mette in una condizione di uscire da quella zona di comfort e allargare il nostro bacino di conoscenze. Giulio Velasco dice ancora vivo e vegeto, sta anche molto bene. Non esistono cose facili e cose difficili. Esistono cose che sappiamo fare e cose che non sappiamo fare.
Quindi per imparare a fare una cosa difficile bisogna iniziare a farla, ok? Ogni lungo cammino inizia sempre con il primo passo. Se provate ad immaginare di lavarvi i denti con la mano o sinistra per i destri o destra per i sinistri, si corre il rischio di andare fuori di casa per i denti che... ok. Come legarsi le scarpe? Esattamente al contrario, no? Per i destri è facile legarsela in una certa maniera. Se tu vedi un sinistro che si lega le scarpe o un sinistro che si lava i denti, però per lui è facile, no? Quindi sono proprio gli schemi di pensiero. Allora, se una cosa ci è utile, purché ci serva, se il perché è forte nel fare quella cosa lì, il come lo troviamo sempre. Quando il perché è forte, il come si trova sempre. In una relazione, visto e considerato che dobbiamo calarci in verticale proprio sulle relazioni, se mi interessa veramente mantenere, creare o anche interrompere, perché no, a volte può anche succedere, una relazione, il come lo trovo, lo devo e lo voglio sempre trovare. Quindi in questa zona di comfort, che a volte ci ingabbia e ci mette nella condizione di sposare quel famoso detto di Einstein, dove se tu continui a fare le cose sempre nello stesso modo, continuerai ad ottenere sempre gli stessi risultati. E quindi aspettarsi risultati diversi, continuando a fare le cose sempre nello stesso modo, è follia, è aspettarsi. Quindi che impatto ha il linguaggio nel nostro cervello e quindi come poi determina le azioni conseguenti? Che cosa rende critica una relazione? Abbiamo scritto 2 cosine prima. Ci sono delle parole che hanno un impatto nella nostra mente che è non bello, diciamo, tra virgolette. Pensate a quelle paroline che sono lì scritte, no? La mia idea e la tua idea. All'interno della mia idea e della tua idea ci sono delle parole che sono cosiddette avversative. Come ti chiami? Giovanni. Giovanni, hai fatto un ottimo lavoro, tuttavia il premio lo diamo ad Antonella. Dove è andato a finire? Hai fatto un buon lavoro. Oggi è una bella giornata, però fuori piove. Dove è andato a finire? Oggi è una bella giornata. Mi piace quello che stai facendo, ma voglio portare avanti la mia idea. Dove è andato a finire? Mi piace quello che stai facendo. Cioè, capite? A volte, no? L'impatto che hanno delle paroline all'interno della nostra testa è... caspita. Quindi, se le sappiamo usare bene, allora hanno risorsa. Se le usiamo male, a livello inconscio, proprio rende critica una relazione. No, ma però, anche la parola no. Noi veneti, la parola no è un intercalare dei nostri ragionamenti, perché ci sono le persone che per dire no, cioè dicono no volendo dire sì, nel senso no, sì, cioè nel senso, ok. La parola no, l'impatto che ha la parola no nel nostro cervello a volte è devastante, perché siamo cresciuti con la negazione. E quindi ogni volta che veniva pronunciata la parola no, aveva un impatto nella nostra testa del non posso fare una cosa,
non sono adatto a fare queste cose. Quindi non disturbare, non parlare troppo forte, anche la parola non, che è una derivazione della parola no, ha un impatto nel nostro cervello che è strano, perché se non voglio fare una cosa, il nostro cervello la digerisce solo nel sostantivo, cancellando la parte non. Non pensate al nome di Baudo. Non pensate al numero civico di casa vostra. Ha detto di non pensarlo. Non pensate a un elefante rosa con puntini blu che nella proboscite non ha una pallina rossa, e questa pallina non ve la lancerà mai addosso, e quindi non schivatevi, perché potrebbe anche non colpirvi. Bel casino. Cioè, nel senso buono del termine, quando in una relazione, ma dico relazione per dire il termine che è un po' quello di cui stiamo parlando, inseriamo quegli avversativi oppure la parola non dobbiamo fare questo, non funziona che la mente mutua e digerisce il sostantivo. Quindi anziché dire alle persone quello che non devono fare, è più utile, funzionale e più semplice dire cosa devono fare. Non continuare a rovesciare l'acqua sul tavolo. Impara a tenere il bicchiere dritto. È risorsa, no? Diamo anche una mano. Non continuare a ostacolare i miei progetti. Cosa posso fare affinché i miei progetti possano essere di tuo gradimento? Ci siete? È un meccanismo che una volta è difficile, all'inizio è difficile, ma sapete perché è difficile? Perché, bravo, eccolo qua, perché siamo cresciuti con questa cultura. Ma abbiamo tempo per cambiare? E questa riga che c'è nella piastrella è lo spartiacque tra quello che è successo e quello che succederà. Quanto mi devo fare condizionare dal mio passato, che comunque so che non posso cambiarlo. Il passato, sapete cosa di bello? Che è? Il futuro, sapete cosa di bello? Che posso crearlo. Posso crearlo. Il passato non posso cambiarlo, il futuro posso crearlo. Posso creare un futuro ok nel momento in cui, quando mi volto indietro sul mio passato, so che c'è una riva destra e una riva sinistra. Nella riva destra magari ci sono tutte le cose che non hanno funzionato, nella riva sinistra invece ci sono tutte le cose che hanno funzionato. Devo fare tesoro sia delle une che delle altre per impedirmi di commettere magari gli stessi errori del futuro. Ok? Lo sguardo all'indietro deve essere istantaneo, però la mia vita è là davanti, quello che è stato. Mi è piaciuto il passaggio e sicuramente lo svilupperò in maniera molto personale di ieri sulle ceneri e sul fuoco. Vi ricordate? Fantastico. Cioè, la nostra storia è il nostro futuro. Il nostro futuro deve essere alimentato attraverso il fuoco, non deve essere alimentato attraverso le ceneri. E nel nostro passato di fuoco ce n'è stato tanto, come ci sono state anche le ceneri, e l'importante è capire come vogliamo usarlo. Nei momenti di difficoltà cosa facciamo? Perdiamo la testa o usiamo la testa? Perdiamo la testa nel momento in cui
anziché andare a pescare all'interno delle nostre risorse, andiamo a pescare all'interno delle cose che non sono andate bene. Quindi anche questa è una riflessione importante. Nei momenti di difficoltà di una relazione, perdiamo la testa o usiamo la testa? Nei momenti di difficoltà, e adesso andremo a guardare un po' i 10 veleni e le 10 risorse di una relazione, quando ci sentiamo con uno stato d'animo che non è ok, reagiamo o il classico conta fino a 10? Qualcuno. Però se non riusciamo a contare fino a 10, che cosa succede? La reazione, che a volte è una reazione con uno stato d'animo che non è ok, non è una reazione ok, ci sono reazioni di cui poi un'ora dopo, 5 minuti dopo, il giorno dopo, la settimana dopo ce ne pentiamo, no? E quindi uno dei miei mantra che ho visto che mi è utile è stop, respiro, risolvo di fronte a qualsiasi cosa. È chiaro che devo stare là 6 ore magari per una cosa, però è quello che in quel momento lì ti blocca la reazione istintiva e innesca un'azione consapevole. Stop, respiro, risolvo. Se riusciamo a metterlo dentro nella nostra testolina e nelle nostre azioni consapevoli, andiamo a sposare quello che è uno dei grandi tatuaggi mentali che mi sono fatto dopo aver sentito il capo formazione delle Frecce Tricolori, il quale disse in una conferenza come questa: la bravura sta nello spazio che intercorre tra la percezione dell'errore e l'impedire il suo verificarsi. È un po' complessa, però se ci pensiamo, e ve la ripeto lentamente, la bravura sta nella percezione dell'errore e nell'impedire il suo verificarsi. Lui lo dice come campo formazione delle Frecce Tricolori, dove se non percepisci l'errore e impedisci il suo verificarsi, a quelle velocità e a quei pochi centimetri in cui si vola c'è la vita di mezzo, no? Magari noi c'è una relazione di mezzo sul fatto di aspetta un attimo, cosa sta succedendo? Oh, sto per respiro, risolvo. Però quante volte avremmo potuto recuperare o impedire a una relazione di entrare in criticità con uno stop, respiro, risolvo? Ecco, va allenato. Anziché una reazione istintiva, meglio sempre un'azione consapevole. I 10 veleni nelle relazioni. Ancorarsi alle proprie convinzioni e credenze. È possibile che io poi mandi le slide, Vania, eventualmente, che così possiamo far girare? Vi pensate che possa esservi utile? Perfetto. Ostinarsi a pensare di cambiare gli altri. È tempo perso, è difficile. A meno che non ci sia un buon perché, però focalizzarsi sui problemi. Giudicare e criticare passivamente. Il giudizio è una cosa che colpisce la persona, la critica colpisce il comportamento, analizza il comportamento. Spesso e volentieri scambiamo il giudizio con la critica o facciamo confusione l'uno con l'altro. La critica, purché costruttiva, può anche andare bene. Il giudizio è sempre una cosa del tipo: sei un incapace, non vali niente, non riesci mai a fare una cosa giusta. Questo è il giudizio, no? La critica è: in quel tipo di situazione si sarebbe potuto fare meglio.
Uno va proprio a colpire l'identità. Quando andiamo sull'identità delle persone, le persone fanno un passo indietro. Dici, ah, chi sei tu per dirlo? Impedire il processo di cambiamento della serie è sempre stato fatto così ed è sempre andato bene. Mai sentita? Wow! E non è che solo i giovani di 20 anni hanno le idee innovative, ci sono anche persone illuminate oltre gli alta che hanno idee innovative. Attenzione a non cadere nella trappola del si è sempre fatto così e bisogna continuare a fare così. Allora qua bisogna allenare il muscolo dell'ascolto. Discutere sui torti e sulle ragioni, ne abbiamo parlato prima, quindi continuare ad ingabbiare la nostra discussione su chi ha torto, su chi ha ragione, di sicuro non ci porta niente di utile. Usare il linguaggio negativo, abbiamo detto qualcosa prima. Reagire alle provocazioni. Continuare con il pensiero negativo. Che io creda di farcela o che io creda di non farcela, alla fine avrò sempre ragione. Perché se credo di non farcela, troverò sempre alibi o scuse. Se credo di farcela, troverò risorse e ogni ostacolo rappresenterà per me una nuova sfida. Gli atleti vanno in campo per vincere, non con la paura di perdere. Se vado in campo con la paura di perdere, il mio atteggiamento mentale è sempre di difesa. Se vado in campo con la voglia di vincere, anche la mia preparazione sarà in funzione di questo. C'è un'altra delle cose sulle quali mi soffermo spesso. Di fronte a qualsiasi situazione è meglio preoccuparsi o prepararsi? Quante volte invece facciamo esattamente il contrario? Ci preoccupiamo, quindi ci occupiamo prima di un qualcosa che deve ancora succedere. Meglio prepararsi a qualcosa che potrebbe succedere. Non riconoscere i meriti e i bisogni delle persone, ma sì tanto non faceva altro che parte del tuo dovere. Quante volte l'abbiamo sentita? Ma se uno fa una cosa bene, perché non, cioè, è bello sentire o percepire che qualcuno ci ha dato importanza a quello che abbiamo fatto. Quando arrivavamo a casa da scuola e avevamo preso un 6 tirato proprio per i capelli e ci arrivava il classico messaggio: hai fatto altro che il tuo dovere. Quindi con tutti i sacrifici che facciamo per... Sì, è vero di base, perché comunque ha un senso quello che viene detto, però anche, dai, bravo, acquisire una fiducia in maniera continua e costante ci mette nella condizione di, magari la prossima volta prendo 6 più, 6 e mezzo, e questo vale proprio a 360 gradi. Quindi un altro inquinamento della relazione è quando facciamo valere il ruolo e ci dimentichiamo della persona. Mi sono il tuo capo e te viene da fare così. E lì proprio si indebolisce la persona, perché a quel punto subisci un qualcosa in maniera di potere. E anche queste sono persone che vanno allontanate. Se vi portate a casa questa cosa, una tra le varie, SINAP, parola mai sentita, soggetti che influenzano negativamente le altre persone. Vade retro Satana. Ne incontriamo ogni tanto nella nostra quotidianità, quelli che ti dicono queste cose, magari dietro non si riesce a leggere bene, ma lascia perdere, ma tanto non ci riuscirai mai, nessuno può farcela, proprio te, ma dai.
eccetera, eccetera. Quindi i nostri compagni di viaggio, vediamo di riconoscerli che non siano in questi. Anche perché se per me una cosa è difficile, per lei potrebbe essere facile, per quale motivo devo impedire alle persone di crescere? Ma no dai, tanto è difficile. Magari per te è difficile, per me. Se chiedete a un pilota di aerei di guidare una macchina nel traffico, ti dice caspita, è difficile lì, perché io qua su, quando il piano di volo ho messo il pilota automatico, d'altra parte se io dovessi andare a guidare un aereo dico caspita, è in cima è difficile, mi viene più semplice guidare una macchina. Qui la metafora, no? Per dire non esistono cose di facili e difficili, esistono cose che sappiamo fare e cose che non sappiamo fare. Questa ve la lascio proprio come spunto di riflessione, anche perché i tempi sono quelli che sono, quindi, La fiducia verso se stessi va alimentata, la fiducia verso gli altri va alimentata ed allenata, la fiducia verso il futuro va alimentata ed allenata. La fiducia verso il futuro in questo momento qua forse è una delle cose da allenare di più. Come? Iniziando a vedere ciò che funziona, iniziando a trovare le risorse in mezzo a qualsiasi cosa, iniziare a guardare i punti di forza delle cose che ci circondano, iniziare ad ascoltare in maniera attenta non solo noi stessi ma anche le persone che ci circondano. C'è tanto di buono. Fiducia verso se stessi è allenati a decidere, attingi alle tue risorse, fatti le domande giuste, agisci con passione, crea un futuro motivante, abbraccia il cambiamento. Dedicare tutti i giorni un po' delle nostre risorse per queste cose qua aumenta sicuramente la fiducia verso noi stessi. Che cosa deve succedere per far durare una relazione? C'è una parolina magica e la tua idea è buona e comunque possiamo valutare anche la mia. La tua idea è buona, ma valutiamo la mia. Che impatto vi dà? Accogliente con E, escludente con ma. E insieme alla parola E alleniamo anche. Prego. Una, due. Grazie. Quale? L'altra? Quella avanti e quella dietro. Dietro. Grazie. Perfetto. Che cosa dice? La tua idea è la mia idea. Nelle relazioni la parola è fondamentale. Come sono fondamentali anche queste altre cosiddette paroline magiche. Sì. Annulliamo ci sono dei no che sono funzionali, ma lo sappiamo bene quali sono i no che sono funzionali. Sì. Sì è una parola accogliente, sì vuol dire, prima si parlava di accoglienza in qualche maniera, ma sì è una parola che aiuta ad allargare le braccia e mentre, quindi è un motto perpetuo, con nell'etimologia della parola convincere, la parola con ha un suo perché può essere letta sia davanti che dietro. Convincere, vincere con. Quindi la parola con ha un suo senso e un suo impatto a livello neurologico. Insieme possiamo fare questo. E ieri ho sentito dire grazie, per favore e scusa. Ricordate? Sono tre parole che in una relazione, scusa nel momento in cui mi sono reso conto che insomma il mio atteggiamento
o la mia relazione era disfunzionale, per favore, grazie. Allenare la parola grazie significa gratificare anche la persona che ti fa il complimento. Oggi hai un bel maglione, ma no, l'ho comprato al mercato, insomma, roba da 5 euro. Se una persona ti fa un complimento, grazie. È bello per la persona che ti ha fatto il complimento ed è bello anche per te che lo stai ricevendo. Perché sminuire? La persona che ti ha fatto il complimento la prossima volta dice, beh vabbè, ha sbattuto là in fondo ed è andato a salvare. Grazie. Grazie, proprio grazie, punto. Quindi i nostri bisogni, come dicevamo prima, i nostri valori, ecco, qua facciamo una rapidissima carrellata sui valori. Che cosa abbiamo in testa? Che cosa abbiamo in testa in graduatoria? Che cosa c'è al primo posto? Ce ne sono elencati alcuni, così, tanto per avere un riferimento, uno spunto di riflessione. Che cosa c'è? Che cosa vince la medaglia d'oro che ci spinge a fare le cose? Il successo, non so, la realizzazione, la salute. Non posso spostarmi perché vado a impallare. La fiducia, la pace interiore. Ecco, ultimamente questo, per quanto mi riguarda, è il valore per eccellenza in questa fase della mia vita. La pace interiore. E quindi cosa posso fare tutti i giorni perché il valore pace interiore sia gratificato? E cosa invece non sto facendo? Ed è lì che devo accendere le 10 regole d'oro. Apprezza sempre le intenzioni. Alle volte blocchiamo le buone intenzioni perché magari non fanno parte del nostro modello del mondo, della nostra mappa. Assumiti la responsabilità, quindi evita di dare, cioè, di riflesso, evita di dare la colpa agli altri. Assumiti la responsabilità anche di quello che dici e dell'impatto che possono avere le tue parole nelle persone. Nella comunicazione, nel dialogo e nelle relazioni non si può fare canc come nel computer. Nel computer, quando hai scritto una mail e c'è una frase che non ti piace o che ha un impatto, evidenzi, canc, sparisce tutto. Nelle relazioni canc lo devi fare prima, no dopo. Chi è d'accordo su questo? Qualcuno? Quante volte quel canc non fatto e fatto dopo ci ha provocato dei problemi? Quante volte abbiamo dovuto recuperare, ristrutturare, rigenerare una relazione perché non abbiamo fatto canc prima? Wow! Ecco, stop, respiro, risolvo. Anche mentalmente, stop, respiro, risolvo. Nel senso che quando qualcosa è uscito, prima che torni indietro, bisogna fare delle azioni concrete. E non c'è mai, e questa ve la lascio proprio nei vostri appunti, non c'è mai una seconda occasione di fare una buona prima impressione. Giochiamoci anche la prima impressione, ma se intanto recupererò nel tempo, ma se parti bene è già meglio, no? Se io voglio andare a catturare un posto di lavoro in banca, adesso faccio così, mi viene in mente questa, faccio fatica a creare le condizioni di fiducia se mi presento in infraditto, in bermuda e camicia hawaiana. E non è una buona prima impressione.
Viceversa, se magari voglio andare a lavorare in un bar ai Caraibi, presentarmi in giacca e cravatta, forse dicono no, guarda, tu in ciba, oppure da un'altra parte. Quindi anche questa cosa qua, e la buona prima impressione non è soltanto nell'abbigliamento, ma è anche come ci presentiamo noi come persone. Ha senso lavorare sulla buona prima impressione, ha senso prepararci a quello che dobbiamo fare. Sii flessibile e pronto alla soluzione. L'ostinazione è nemica della relazione, e l'ostinazione fa pari con ottusità. Flessibilità fa pari con successo. La flessibilità è una delle dote essenziali del leader. Il leader, se vede che quella strada lì è impercorribile, sposta il suo punto di vista e cerca una soluzione dall'altra parte. Come nello sport, l'ostinazione non è una buona risorsa, è la determinazione che è una buona risorsa. L'ostinazione ti porta a continuare a sbattere la testa nella stessa parte, e quindi vai a sposare la tesi di Einstein: se ottieni i risultati che hai sempre ottenuto, se continui a fare le cose che hai sempre fatto, ottieni i risultati che hai sempre ottenuto. Quindi la flessibilità è amica non solo del successo di una relazione, ma in generale. Evita la minaccia: se non fai così vedrai cosa ti succederà. Beh, che no, insomma. Gratifica e apprezza. Evita i confronti. Purtroppo i confronti, guarda che quello sta facendo le cose meglio di te, però ognuno ha i suoi tempi, non è che subito tutto è facile, no? Ok, evita, specialmente i confronti all'interno delle famiglie sono distruttivi. Tuo fratello è bravo, guarda te. Vabbè, nelle relazioni in generale, no? Perché scatta un meccanismo di distanza, di avversità, di rifiuto. Impatto proprio a livello inconscio. Orientati all'obiettivo e evita chi ha ragione e chi ha torto, nel senso che affrontiamo il problema, però mettiamo a fuoco il problema in modo tale da trovare sempre una soluzione. Orientiamoci alle soluzioni, perché più andiamo ad mangiare al problema, più il problema diventa grosso. Il problema, diciamo che il problema rappresenta un po' come un'istantanea di una macchina fotografica. Faccio una fotografia, mi viene fuori una fotografia, è sfocata. Se continuo a lavorare è sfocata, diventa sfocatissima. Quindi l'idea è: cosa posso fare la prossima volta per fare una fotografia più a fuoco? Cioè, il meccanismo è: cosa posso fare per... Allenati ad ascoltare fino in fondo. È difficile, specialmente quando qualcuno, perché siamo posizionati o sul dettaglio o sul globale. Quante volte capita che cioè della serie, per venire qui a Jesolo sono partito ieri all'1 e ho controllato se c'era benzina in macchina, mi sono fermato al primo distributore, poi non sapevo se fare l'autostrada o se fare la strada normale, e quindi mi sono consultato con il mio amico che era venuto qui ieri e che ora sei arrivato a Jesolo? A volte no, ci sono delle persone che sono posizionate sul dettaglio e vabbè, ok, ormai, allora magari con un atto di cortesia la domanda è: scusa, che ora sei arrivato a Jesolo? Oppure viceversa, sono le persone che sono posizionate sul globale e ti dicono: beh, ieri sono andato a Jesolo. Scusa, cosa fare? Per quale motivo? Quelli che vogliono sapere i dettagli, no? E quindi, ecco, trovare il giusto equilibrio, però ascolta fino in fondo ha senso. Al numero 9 è centravanti delle regole d'oro di una relazione. Stop, respiro, risolvo. Fa gol, stop, respiro, risolvo.
e sii sempre presente. Allora, considerato che abbiamo pochi minuti ancora di tempo, se ci sono delle domande, volentieri posso rispondere. E poi ci avviamo alla conclusione. Sì, vieni qua, vengo da io. Ciao, mi chiamo Marta. No, ti ringrazio per l'intervento, insomma, per gli spunti. Ho una domanda perché una domanda forse è un commento. Mi sembra che il focus sia stato messo soprattutto sul sé, però poi quando siamo in una relazione c'è chi comunica e chi riceve, insomma, e allo stesso momento noi comunichiamo e siamo anche riceventi. Mi sembra che forse si ponga troppa responsabilità e troppa enfasi su chi comunica, e giustamente tutti noi dobbiamo cercare di essere consapevoli e responsabili di ciò che comunichiamo, ma dall'altra parte a me piace pensarmi appunto sì come persona che vuole andare verso il meglio e migliorarmi, ma anche come persona perdutamente imperfetta e che sbaglia ogni giorno, e non mi sento di essere negativa ad ammettere questo, insomma, ad ammettermi umana. E quindi mi chiedo se non sia il caso di far vedere anche l'altra parte, quindi di far vedere la parte di chi accoglie, nonostante a volte usiamo modi di comunicare sbagliati, di saper abbracciare quando si è riceventi e di rendersi conto appunto che nel momento in cui si comunica o nel momento in cui si riceve una comunicazione, per quanto si pensi ok, questo mi sta minacciando, questo sta usando il tono sbagliato, questo eccetera, tutto sommato io posso decidere anche come reagire e come accogliere, ecco. Quindi mi piacerebbe che si vedesse anche la parte di protagonismo che ha l'altro di fronte a una comunicazione che può essere sbagliata. Chiaro per tutti? Non so se è il caso della risposta o magari solo di dare il contributo. In ogni caso proprio la risposta telegrafica dico sì, ok. Lavoriamo per un mondo migliore, nel senso che se dall'altra parte ci rendiamo conto che la comunicazione è inquinata, accogliamo e vediamo in che modo riusciamo a dare un fiore quando riceviamo un pugno. Questo in modo tale che la volta successiva quel fiore lì possa germinare nel giardino interiore di quella persona, in modo tale che magari può dare il suo contributo. Quindi l'accoglienza direi che è condizione sine qua non per migliorare la relazione. Hai parlato del sì che è accogliente, no? Del sì, il sì è accogliente, è un modo di comunicare, no? Sì, grazie. Ma a volte il sì può essere una delega, una non responsabilità, non è più educativo un no detto in maniera chiara. Mi spiego meglio, il no quando è funzionale è assolutamente un imperativo educativo per eccellenza. Per me il no è nel momento in cui la comunicazione attraverso il no si interrompe o crea delle criticità, è il caso di pensare al motivo per cui diciamo il no. Poi di fronte a una situazione in cui il no è funzionale ed educativo, no tutta la vita. Okay. Quindi il sì è accogliente nel momento in cui devo aprire le braccia verso qualcosa. Il no diventa funzionale nel momento in cui mi va a stoppare un meccanismo che potrebbe diventare critico. Ok? Sì? Fino a qua sei arrivata, che brava. Aspetta. Sì, perché lei mi rendo conto che faccio una domanda che probabilmente apre una cosa enorme, però ci provo. Noi ci troviamo spesso a lavorare con dei gruppi, ok? E volevo sapere se c'era un trucco,
perché tante volte ci troviamo magari a dover fare una scala di priorità di cose che toccano, per cui magari una scala di, per esempio, la famosa fatica, togliere qualcosa delle cose che facciamo come capi, no? E quindi trovare magari quella che possiamo togliere. Ognuno ha un'idea diversa, ognuno ha uno schema comunicativo diverso e nella comunicazione di gruppo c'è chi è più leader comunicativo rispetto agli altri e a volte è molto difficile riuscire magari a fare questa scala o a portare tutti dalla stessa parte o comunque gestire la comunicazione tra pari, sto parlando, quando magari chi dovrebbe essere moderatore è anche su pari. C'è un modo dato per assodato tutto quello che ha detto stamattina per far meno fatica e cercare di fare in modo che le persone si tolgano un po' dall'emotività a cui sono allegate di ogni singolo punto per il bene comune, per trovare una roba comune. Apriamo un altro convegno. Allora, sì, c'è un modo che è allenare intanto l'ascolto, definire quali sono le priorità, evitare che si aprano continuamente dei file su argomentazioni che non hanno attinenza con l'argomento, fare proprio una selezione delle cose da dire e da fare, evitando il nulla di fatto. E poi bisogna lavorare sul linguaggio, bisogna lavorare sul come siamo all'interno di una situazione o di una relazione e anche sul contesto. Prossimo. Poi, bene, allora ci avviamo alla conclusione. Vi chiederei, abbiamo ancora qualche minuto, vi chiederei di chiudere gli occhi per qualche istante, di rilassarvi. Non potete? Rischiate di dormire. Però se vi rilassate un attimo. Allora, è importante che vi rilassiate un attimo. Se qualcuno vuole chiudere gli occhi, magari appoggia i quaderni lì. E pescare nella nostra mente, intanto calmare il nostro respiro e ad ogni ispirazione portare all'interno del nostro corpo energia positiva, espirare tossine, cose negative, situazioni che non sono ok, buttiamole fuori proprio. Facciamo alcuni respiri in maniera tale da riuscire a purificare la nostra anima e il nostro corpo. Ed immaginiamo davanti a noi, ripescando anche qualcuna delle parole di ieri, dell'apertura, le nostre risorse personali. Chi siamo? Cosa vogliamo? Che cosa facciamo nei momenti di difficoltà? Le cose che funzionano dentro di noi, la nostra determinazione, la nostra passione, il nostro coraggio, la nostra fiducia, il nostro entusiasmo, la voglia di far accadere le cose, il desiderio di far cambiare le cose. Siamo persone illuminate, dentro di noi c'è tutto ciò che ci serve per affrontare qualsiasi situazione della nostra vita. E quindi facciamoci illuminare in questo istante da una grande luce che penetra dentro di noi e che possa diventare un faro per le persone intorno a noi. Siamo partiti dall'idea che le persone intorno a noi stanno bene quando io sto bene. Quindi
vi chiedo proprio in questa fase di relax di sentire dentro di voi quel fuoco e quella passione e quell'entusiasmo che vi ha portato qui oggi e di usare ogni istante di questa giornata per condividere sorrisi, per condividere strette di mano, per condividere abbracci, per condividere energia, per condividere sguardi, per condividere salute e riuscire poi a portarlo nella quotidianità e nella vita di tutti i giorni come straordinario valore aggiunto, perché là fuori c'è tanto bisogno di tutti noi nella maniera migliore possibile. Grazie a tutti.